Sì. Ma ci mancherebbe qualche cosa, di che ci manca? Qui ci manca tutto. Sì, senza il sondazzo non abbiamo niente. Il sondazzo invece ci restituisce quell'idratazione alla pelle, non so, quel pieno di stomaco che magari, sì, quando uno ha fame, ne ha bisogno, quel senso del vivere, Ma che cazzo sto dicendo? Ciao a tutti da G e dal sondazzo. Sto per telefonare in una località italiana. E che cosa sto per dire? Sto per dire. Oddio, mi sono dimenticato di studiarmi un. Oddio, ieri cosa dicevo? Marotterchiazzo. Vabbè, proviamo con la minchia. Va. Sì, no, perché qui si è cambiato zona. Vedrai. Proviamo con la minchia, come si dice? Mi hai rotto la minchia, sì, direi proprio. No, dai, ma cerchi la rissa, proprio, vabbè, vediamo. Sì. Telecom Italia. No, cominciamo subito così, signorina, mi avrebbe rotto la minchia, infatti, vediamo qua, ma non vorrei che avessero cambiato tutti i numeri questi qua, Ecco, sì, questo è il prefisso, questo è il numero. Vediamo. Qui funziona. Non ho mai telefonato in questo posto, sì, ma non mi ricordo più. Pronto, buongiorno. Senta, Michele? Come? Michele. Ah, Dioserino. Ah. Ciao. Come stai? Come sta? Ma insomma non ci si può lamentare. Anzi, ci si può lamentare e basta, perché in questo mondo di oggi, capisci? E tu come stai? Ma insomma, così, c'ho dolore nelle gambe. È dolore nelle gambe? Sì. Ah, è dolore nelle gambe, mi dispiace, ma che cos'è? Ma dicono che sono acciose. Acciose? Ma dico così giovane, non lo so, Sei giovane tu, acciose vengono le persone vecchie, no? Sì, acciose. Ma andando. Vabbè, La ziarina? La ziarina come sta? La ziarina è un po' birichina, la ziarina, la ziarina è brava, però mi ha combinato un guaio. E che cosa? Che cosa? L'ho trovata, insomma, col campanaro. Come? Cioè, è presente il campanaro, no? Quello che suona le campane in chiesa, no? Cioè, praticamente il sacrestano, come quello lì. La ziarina, insomma, che ti devo dire? Aveva una simpatia per questo signore, no? E li ho trovati a letto insieme. Come? Come? A letto insieme. Il campanaro con la zia Rina. Rina. Capito? Ma cosa ti metti a fare alla tua età, dico, no? Giusto? E il campanaro è un ragazzo giovane. Ma vero dice, zio Serino? Vero è. Ma io penso che scherzi, zio No, ma forse hai preso un po' il cervello, non so, sai. E questo ragazzo è un giovane extracomunitario. Di quelli neri, sa? Che insomma, questo sono entrato in casa, ma erano sul mio letto poi, no? Ma dico, ma ti rendi conto? Ma pensava che io non rientrassi, no? E allora questo qua era tutto nudo, bello lucido, scuro, no? Con tutto, c'aveva te lo devo dire, un affare, una minchia enorme. Ma. E zia Rina, che ti metti a fare alla tua età, zia Rina? Ma io, sai, ho cominciato a dire, sai, la canna è debole. Ma. No, io non lo so, ma a volte, vedi, nella vita non si può mai dire. Ma, Dio Serino, ma che te devo dire io? Sai, però, sai, in fondo è una brava donna, no? Sono delle piccole debolezze. Che, può capitare a tutti. Ma. E ora come fai tu?
Ma come faccio io? Io ho il problema appunto di cercare di sistemare la cosa, anche perché la gente non parli troppo, no? Perché non vengano a sapere le persone. Sembra che insomma ce la siamo scampata, che la cosa sia rimasta abbastanza insomma circoscritta, sì. Cioè tra di noi, però anche tra di noi insomma, non è bello. Però insomma questo, io sono andato da questo campanaro, no? Cioè io ho detto scusa, c'ho la tosse. Ha detto, dice, ma io non volevo, è stata questa signora, poi parla in un modo strano, poi questa signora che mi ha detto, oh che bel giovane che sei, vieni a trovarmi, sì, ma proprio nel mio letto, ho detto, dovevate venire, ma non lo so, dice, io, sai, sono giovane ma mi piacciono donne di tutta età, tutte, basta che sia bianca, dice, ma lo so, basta che sia bianca, però insomma ti dico, cara mia, che è un grosso dolore questo qua. Cicino lo sa. Avere una zia puttana. Tutto a chi l'ha detto tu? No, io lo dico alle persone sicure come te. Che sono sicuro che tu non lo dici a nessuno, vero? A nessuno? Gli altri che lo sanno. Gli altri che lo sanno sono in famiglia. E chi? In famiglia, sai. Che hanno telefonato per sta festa? Come? Per sta festa che ha telefonato? Che ha telefonato? Ma nessuno. Come nessuno? Non mi sembra. No, ma come, scusa, non ho capito bene. Per la festa di Natale. Sì, per la festa di Natale, sì, per le feste, sì, ho capito, sì. No, tutti hanno telefonato, tutti ci siamo sentiti per telefono con tante persone, parenti, amici. Ma chi sono questi parenti? Perché? Per tutti praticamente, quelli che conosci pure tu. Ma chi sono tutti? Ma tutti, se dico tutti, nessuno è escluso, no? Ma magari dimmi qualcuna. Ma dimmi qualcuna, sono così tanti che io è il nome di qualcuna. E perché te lo devo dire? Allora non sei Cesarino. Non sono Cesarino? No. Ma chi te l'ha detto? Io la zia Rina l'ho trovata io nel mio letto. No. Dimmi gli altri parenti chi sono. Allora, Rosalia. Come? Rosalia. Rosalia! Sì. C'è Rosalia, no? No. Come non abbiamo un parente Rosalia? No. Come? Ma certo che ce l'hanno tutti, parente Rosalia. Rosalia. Ma Santa Rosalia è possibile, No. Poi Michele. Michele. Michele! Sì. Lo conosci Michele? No, non lo conosco, comunque. Ma tu come si chiama tuo marito, no? Degli altri, dimmi degli altri. Ma Michele, dov'è Michele? Dimmi degli altri. Gli altri, Salvatore. Sta là. Salvatore, bravo. Ma come non ho beccato nemmeno uno l'ho beccato, eppure di Rosalia è pieno, è Michele, è Salvatore, non mi vuol credere. Bisogna chiamarla, insomma io cercavo di reggere la parte, di essere Cesarino fino in fondo, ma si vede che non lo ero, effettivamente non lo ero. Non lo ero. Pronto? Non sono Cesarino. Non sono mai stato Cesarino e non sarò mai Cesarino. E che sei? È uno che ti ha preso per il culo. Va a fare un culo tu e la tua famiglia se ce n'hai. Tutta, sì. Poverina, c'è rimasta un po' male. E noi andiamo oltre. Sì, ma noi dovevamo fare l'altra cosa. Poi lei mi ha risposto, cioè mi ha riconosciuto, diciamo così, come Cesarino, e io subito, insomma, non ho potuto fare a meno vero? Vedrai di esserlo. Io mi trasformo in tutti i Cesarini che voi volete. Ma però io devo dire, mi hai rotto la minchia. Ecco, sì. Vediamo un po'. Certo deve bruciare, si è presi per il culo così. Che poi si è presa per il culo da sola perché ha cominciato lei a riconoscermi. E allora ha fatto tutto lei. E allora deve bruciare particolarmente, sentirsi così stupidi da abboccare all'amo. Anche senza l'amo. Qui la boccherebbe anche senza l'amo.
Beh, vedo che qua invece nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino risponde, e quindi nemmeno il destino ci può separare, e io vado subito a fare un altro numero, eccolo qua, oh Calogero, ecco, quindi dovevo dire Calogero, forse se dicevo Calogero, chissà, ma, beh, ce n'è tanti anche di Calogeri. Però non sono in casa, non so. Pronto? Ah, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Io dovevo parlare con Calogero. Ah, non c'è a casa, chi è lei? Ecco, io sono Roberto. Roberto. Sì, Roberto come però? Matti. No, non è a casa mio marito. Ecco, no. volevo dire, posso lasciar detto? Sì, può dire a me, Bene. sì. Che Calogero m'ha rotto la minchia. M'ha scassato la minchia. Lei è un bellissimo porco. Bellissimo, sì. Porco anche. Per appunto. Però mi ha scassato la minchia. Lei glielo può dire. Ha trovato Roberto Matti, no? Perché lui conosce benissimo. Cioè, gli ha detto che gli hai scassato la minchia. Ha capito? Va bene, va È bene. un bellissimo porco quello che ha telefonato. Dai, stia tranquilla, Io non ce l'ho mica con lei, no, signora? Io ce l'ho con lui. È un bellissimo porco, perché anche una signora queste cose non si dovrebbero dire. Ma io non lo dico per lei, lo dico per lui. Va bene, va È bene. è una signora lei è la moglie di Calogero. Che signora è, scusi? Ha fatto una scelta pessima, guardi, glielo dico subito. Ma lei mi dica una cosa. Ma come l'ha scelto per marito questo qua? Oh? Ma lei per quale motivo offende Perché mio mi ha marito in questo scassato la minchia? Ma per quale motivo? Non mi interessa per cosa le ha fatto. Per quale motivo? Per quale motivo cosa? Per quale motivo? Ma per quale motivo? Se vuole il motivo, glielo posso anche... Senta questo. Volare! Oh! Come motivo non è male, no? Cioè, volevo dire, capito signora? Va bene, che Cioè, lei mi dice, non mi importa che cosa gli ha fatto, però per quale motivo? Cioè, non ho capito che cosa voglia sapere. Lei vuol sapere che cosa mi ha fatto Calogero perché io debba dire che mi ha scassato la minchia. Certo, lo deve dire. Allora scusi, me lo dica chiaramente, no? Siete sempre ambigui e omertosi, siete omertosi. Allora, mi sente? La sento. Allora, Calogero mi ha scassato la minchia perché tutte le volte che mi vede, mi dice, Roberto, c'hai il culo aperto. Oppure, Roberto, finocchio sei. Ma no. Ascolta, Io mio marito non è cosa di questo tipo, secondo me sei un matto da andartene al manicomio. mio, ma lascialo mio. Infatti Roberto Matti mi chiama, no? Voleva sapere o non voleva sapere? Sapete la parola minchia da dire a una signora. Come dire minchia a una signora? Minchia. Come si dice minchia a una signora? Minchia. Tutto qui, voglio dire, no? Cosa gli vuoi dire? Ma queste persone. Ho codesta. Beh, dunque, andiamo a cercare qualcun altro, che questo ogni tanto mi esce fuori la signora Telecom. Questo, ecco, vai. La minchia. Dunque, la minchia. Sono particolarmente sensibile a questa parola. Questa parola è molto bella, dice tutto, no? Sì, minchia. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io vorrei parlare con Leonardo, se possibile. Scusi, lei chi è? Io sono Roberto Matti. Non c'è Leonardo in questo momento. Ma lei è la moglie? Sì. Ah, ho capito. Posso lasciar detto un messaggio? Sì. Beh, allora ti dica che quando torna glielo dice, ha trovato Roberto, no? Dice che gli hai rotto la minchia, gli hai scassato la minchia, capito? Che ora basta. Mi ha scassato la minchia. Lei è veramente un bel bastardo. Un porco nato e cresciuto, secondo me. Un porco? Certo. E perché? Perché se ne parla a me con questo termine. Ah, ma lei non si preoccupa se lui mi ha fatto qualcosa di male, no? Lei si preoccupa che io ho detto a lei la parola minchia. Certo. Perché lei è una signora e alle signore minchia non si dice. Alla minchia gli si dà direttamente. Non ho capito, no?
Io mi riferisco al signor Leonardo, e dico, ma ha scassato la minchia. Lei riferisce. Per quale motivo? Lei riferisce, lei mi dà de porco. Perché deve essere porco, scusi? A parte che se sono porco sono fatti miei. Scusi, ma se lei parla così, per me una persona educata, una persona, non lo so, non parla così a una signora. Ah, è già la seconda che me lo dice. È già la seconda signora che se lo merita. Allora, a una signora si deve dire, suo marito mi ha leggermente rovinato il pene. Va bene così? Che cosa le ha fatto mio marito? Mi ha leggermente rovinato il pene, Ancora, le sto dicendo che cosa le ha fatto mio marito. No, dico, ma pene al posto di minchia, va bene? Io le sto dicendo che cosa le ha fatto mio marito. Mio marito... E ora mi rintraccerò il numero. Guardi, signora, si calmi, chieda a suo marito chi è Roberto Matti. Chi è Roberto Matti? Ma che cosa le ha fatto mio marito? Suo marito mi ha fatto le corna. Mi ha fatto le corna. E adesso basta, capito? Io non ne posso più. Il nostro amore deve andare avanti. Non può finire così. Sono anni che ci frequentiamo. Non è possibile. Mi ha fatto le corna, ma ha scassato la minchia. Pronto? Pronto? Sì, dica. E Roberto qua, Robertino là, Robertino su, Robertino giù, poi lo scopro che mi va con un lasciamo perdere, non diciamo. Lasci perdere veramente, va. Mi ha fatto le corna. Vero. Vero è. Vero è. Allora se lo deve prendere con quella che ce l'ha fatto. Con quella? No, con lui. Certo. Mi ha fatto le corna con un uomo. Con un uomo? Certo, a me se va con una donna non me ne frega niente, ma perché se va con un altro uomo invece, almeno la parte maschile, cioè, aspetta a mia. Sì, a mia aspetta. Sente. Mi dica. Si sa fare lo servizio, va? Il servizio? Sì. Chi? Dove? Lei. Io a chi? Sì. Perché? Perché sono discorse completamente fuori senso. Fuori senso? Lei non ci crede? E poi vado a una scuola di educazione. Educazione, forse l'italiano, forse? Sì. O di sicuro, forse meglio? No, né in italiano né in Io sono siciliano vero. Sono siciliano vero, sa? Sì, anch'io sono siciliana. Anch'io sono siciliano. E non sono istruita neanche una persona di cultura, perché ho appena la quinta elementare. Però le educazioni che mi hanno dato i miei genitori e che io ho saputo dare ai miei. Sì, ma non non l'ho sentito mai parlare in casa mia, avevo 4 fratelli. Non li ho sentiti mai parlare in questo modo. Mai sentito la parola minchia? Ha capito? No. Mai. Non circola in casa nostra queste parolacce. Perché la minchia sarebbe una parolaccia. Sente. La minchia è una parte del corpo umano. Sentite che roba, la signora l'abbiamo sverginata, per la prima volta ha sentito la parola minchia, perché non circolano in casa sua. Mamma mia, cioè mi sembrano molto più preoccupate queste donne del fatto che io mi rivolga a loro con quella parola piuttosto che di tutto il resto, insomma, no? Effettivamente, mamma mia, per carità di Dio, facciamo l'ultima per questa prima parte. Ha visto? Sì, sono donne offese dalla parola minchia. No, non è, cioè, che vadano a vedere il significato, cioè il perché. Sì, porta fino a un certo punto. Io dico minchia a una signora e questa è un'onta tremenda. Pensate, 4 fratelli non ho mai detto minchia in casa. Minchia! Si rende conto? Sì, no, c'è una censura incredibile, E poi per forza poi piglia la lupara fuori. Pronto? Pronto signora, è la moglie di Saverio? No, io sono la suocera di Saverio. La suocera di Saverio? C'è mica Saverio in casa? No. Sì? No? Non lo so? Risponda. Saverio qua Saverio, mi dica se c'è Saverio. No, Saverio in campagna. Senta, quando lo vede, può dirgli quello che le dico adesso, un messaggio per lui? Sì. Quando lo vede gli dica che mi ha scassato la minchia. Ma perché parla così? No, signora, ho detto minchia. Ma perché parla
parla con questa maniera? Parlo in questa maniera perché se lei si è offesa, signora? Certo, ma con una signora non si parla così. È tre. Grazie signora, ho fatto bingo, arrivederci. Ma sparate, va. I'm in love with you. I justify. Out of the blue. Ehi, non vi siete accorti che è iniziata la seconda parte del sondazzo? Non ve ne siete accorti per niente? Io sì. Ho sentito la musichina, ma siccome siamo a ruota libera non dobbiamo spiegare niente, ma andare. Avete visto come nella prima parte abbiamo stuzzicato cioè l'amor proprio di queste donne che si preoccupavano solamente del fatto che io dicevo minchia in loro presenza. Minchia. Come Italia. Che c'è? Cosa c'è? Vabbè, andiamo da qualcun altro. Ogni tanto qui c'è qualche numero che non funge, non è più forse valido, non lo so, ecco fatto. Sì, proviamo qua. Insomma, del resto si sa, la minchia si prende ma non si dice, no? Che vuoi fare? Sì, non voglio far nulla, io voglio parlare al telefono con qualcuno, per il momento mi sembra che non sia possibile, perché semplicemente non sta rispondendo nessuno. È per questo che io mi appresto a formare un altro numero col mio ditino magico, se fosse magico li inzuccherei tutti, cioè, come dire, capito? Troverei tutti i numeri buoni con persone che sono in casa, persone che poi risultano molto ottime, bello, ti piace? Molto ottime per il sondazzo. Non è a posto. E quindi, per dire... Pronto, buongiorno. Senta, Gioacchino è in casa? No, al lavoro. Al lavoro? Lei è la moglie, Sì. Ah, bene. Volevo dire che lui è una molto ottima persona. Cioè, suo marito è una persona molto ottima, anzi molto ottimissima. Ma chi è lei? Perché no, io ho avuto a che fare con lui, devo dire che è un vero pilastro, guardi, una persona come ce ne sono poche. Gli volevo fare dei complimenti perché ho avuto modo di vedere come è stato bravissimo a salvare quella signora che si trovava in una situazione un po', insomma, precaria. No, lo saprà benissimo lei, no? Non lo so di che cosa ma parla. guardi che è successo una cosa che non so se ne hanno parlato anche i giornali, ma forse no, ma insomma questa signora si era sentita male, no? E lui subito si è messo lì a rianimarla con la respirazione bocca a bocca. Ma E guardi, le ha salvato la vita. Tanto è vero che questa signora è una bella signora, devo dire, no? Che è stata molto grata, e ha detto, insomma, l'ha ringraziato parecchio, perché non riusciva più a respirare, no? Ma chi è lei? Aveva avuto una crisi di queste, insomma, siccome era uscita da un ascensore e soffriva di claustrofobia, Sì, questa sì. signora, no? Allora suo marito Gioacchino, no? Lei è la moglie, vero? Sì. Suo Gioacchino si è avvicinato e che la signora questa stava cadendo a terra, lui l'ha presa, cioè l'ha tenuta su attraverso, cioè l'ha presa per le chiappe e poi quando l'ha distesa piano piano sul selciato e c'erano persone intorno, dice no faccio io, bravo, ha preso l'iniziativa, ha cominciato a fare questa respirazione bocca a bocca, ma ha durato tanto, e lui si pensava che non ce la facesse, invece ce l'ha fatta, la signora si è ripresa, ha preso improvvisamente e ha abbracciato suo marito, signora, insomma, hanno continuato con questa respirazione bocca a bocca anche per un bel po', scusi. Dica chi è? E allora Che ho voglia di scherzare. poi quando la signora si è rimessa dice guardi le do il mio biglietto da visita, venga a trovarmi, ha detto insomma Sì. guardi una bella signora giovane, bella, insomma È bionda. guarda, proprio bionda no, diciamo chiara ma non bionda proprio, no. Comunque, con chi parlo io? Mi chiamo Roberto, io sono un grande ammiratore di suo marito perché l'ho visto all'opera.
Sì. vedesse che roba, cioè lui proprio con quella bocca, no? E cioè, insomma, poi ho detto, ma scusi, signor Gioacchino, dico, ma come si fa questa respirazione bocca a bocca? Dice, guarda, mi ha detto Gioacchino, è semplice, veramente bravo, perché si vede che lui l'ha imparata questa cosa. Dice, è semplice, si apre la bocca della signora, della persona, no? E gli si mette dentro la lingua, no? Cioè praticamente si comincia a ravanare con la lingua all'interno della bocca della signora, no? Esatto, dove vuole arrivare? Mi faccia per capire. sturare che se c'è qualche cosa di ostruito, capito? Dove voglio arrivare? Io voglio fare tanti complimenti a suo marito, Sì. perché ha salvato una vita umana e si meriterebbe pure di farsela quella signora, ecco. Voglio dire, perché se quella signora in fondo le dicesse, Gioacchino, vieni a casa mia e come dire, insomma, ficcamelo, e io insomma non direi nulla nemmeno se fossi lei, perché signora, suo marito se lo meriterebbe anche, Ma chi è lei? Roberto, mi chiamo Roberto. Sì, Roberto, Zorbe si chiama. Come? Ha voglia di scherzare oggi lei? No, ma ho detto che ha salvato la signora. Sì, sì. Non lo sapeva. Forse è così modesto che non gliel'ha voluto dire. Perciò? Non gliel'ha voluto dire perché è modesto, no? Perché Sì, sì. questa signora è stata così carina e Insomma, gentile. o mi dice chi è o blocco. Cosa blocca? Il telefono. E come lo blocca? E come lo blocco? Come lo blocca? Chiudo. Ah, chiude. No, volevo dire, mi chiamo Roberto Matti. Io non lo conosco. Vabbè, conosco da me. Nemmeno io conosco lei, signore, non conoscevo suo marito prima di quest'atto eroico, no? No, non c'è Che stato poi, questo eroico. non solamente lui con la bocca, ma anche sul petto faceva delle Sì, pressioni. sì, vaffanculo. La signora è arrivata al petto, non ce l'ha fatta più. Addio. Però è carina questa situazione, no? Si rifà anche con qualcun altro. Dai. Vediamo chi c'è qui. Ecco, un nome normalissimo, non legato alla regione in cui sto telefonando. Lorenzo. Va bene? Sì. Vai. Telecom. Niente, mi dispiace Lorenzo, non è andata bene. Andiamo qui. Vediamo come possiamo cavarcela con Niccolò. Allora, sì, questi uomini meravigliosi, questi pilastri che salvano le belle signore. Pronto? Pronto, buongiorno. Parlo con Niccolò? No. Lei è il figlio? Pronto? Pronto? Lei è il figlio? Sì, con chi parla? Ma Niccolò è in casa? Nicolò dovrebbe essere sopra, non lo so. Ah, no, mi volevo complimentare, io mi chiamo Roberto. Forse non mi conosce, anzi non mi conosce lei, ma suo padre mi ha conosciuto, perché io volevo dire che è stato bravissimo quando ha salvato quella signora che si sentiva male. Le ha salvato proprio la vita, sa? Non le ha detto niente? Ma scusi. Suo padre, no? Suo padre, mi sente? Sì, la sento. Appunto, c'è questa signora che si era sentita male, no? E era cascata in terra. Allora lui l'ha rianimata con la respirazione bocca a bocca. Ma mi sembra difficile, guardi. Ma no, lui l'ha proprio salvata, questa non respirava più. E allora lui con la respirazione bocca a bocca c'è stato lì almeno un quarto d'ora. E poi tutto premendo sul petto, no? Sul petto ha fatto questa respirazione forzata, è stato bravissimo. Quasi glielo devo dire che io ero lì presente e ho detto, posso fare qualcosa? Dice, no, faccio tutto io. È una bella signora quella, giovane, no? Ascolti, lei sta sbagliando il numero. Ma perché? Ma suo padre non può aver fatto una cosa. C'ha mio padre, Ma questo numero me l'ha dato lui stesso. Guardi, mi dia il suo numero perché io volevo chiamarla, perché volevo imparare da lei come si fanno questi soccorsi, perché non si sa mai. Dice, sì, ti do il mio numero, Che età c'ha mio padre? Che età? Ha una certa età, una persona di una certa età. Certamente non so esattamente quanti anni possa avere, ma ha una certa età. Però, malgrado l'età, devo dire, come lei si sbaglia, si è buttato su questa donna distesa, no? Subito con la bocca, bocca a bocca, no? Ascolti, lei sta sbagliando il numero. E perché? Perché è impossibile. Mi dica perché? Perché l'aveva saputo. L'avrebbe saputo.
probabilmente, siccome questa signora quando si è riavuta ha detto grazie signor Niccolò, come si chiama? Mi chiamo Niccolò, grazie tante, guardi io le do il mio numero di telefono, ci vediamo, la devo ringraziare, devo essere grata a lei, mi ha salvato la vita perché ogni tanto a questi momenti potrei anche morire. Guardi, sta sbagliando. E invece guardi signor Niccolò è stato zitto perché è modesto, è una persona modesta, e poi non solo, perché forse se la vuole anche chiamare questa qua, Guardi, lei sta sbagliando. Se la chiamerebbe pure lei? 70 anni. 70 anni. E allora non può aver fatto una cosa del genere? È impossibile. È possibilissimo, caro signore. Io le dico che perché me lo passi allora, me lo passi al telefono, vedrà che... È uscita adesso. Ma mi ha detto che era di sopra. È uscita adesso. Ma da di sopra è andato di sotto? Vede che lei non si rende nemmeno conto di quello che fa suo padre. Guardi, lei sta sbagliando enormemente. Lei non può sapere nemmeno se suo padre è un eroe o un vigliacco, è un eroe. Io la saluto, arrivederla. Lei è un figlio degenere. Che fa? Hai capito che figlio? Il padre non può aver salvato una persona, deve essere proprio una merda sto padre, almeno considerato tale dal figlio. Ma io non lo so, No, ho trovato un nome, stavo guardando se era veramente così. Policarpio, Sì, va via ragazzi, non è possibile che suo padre... Ma chi te l'ha detto? Ma chi t'ha detto? Policarpio si chiama questo, bello Policarpio, Policarpio. Capito? Che poca fiducia nei padri hanno certi figli. Non è possibile, Policarpio. Ma Policarpio, ragazzi, non può essere vivo, infatti, senti, sono tutti morti. No, c'è due. Un altro Policarpio, io penso che sia lo stesso, Ah, ecco, una è l'attività, sì, ha un'attività, e questo invece che sto facendo adesso è il numero di casa, quindi andiamo sempre da Policarpio. Sì. Cambiamo argomento, sì, questi salvatori di donne con la lingua in bocca. Mi puzzano. Pronto, buongiorno. Sono Policarpio? Sì. Ah, bene. Senta, io sono venuto a prendere un ricambio, io ho trovato il suo numero sull'elenco anche di casa. Ma che ricambio mi ha dato, scusi? Ma ricambio di che cosa? Ma ricambio di un'auto, no? Di un'auto? Di un'auto? No, ha sbagliato, lei deve fare 74. No, un momento, 70 cosa? Abbia pazienza. Lei non è... Policarpio, ma Policarpio non è lei? Sì, ma di auto... Di auto, ricambi auto, chi li fa? Mio fratello. Ma suo fratello si chiama Policarpio? Giuseppe. Ma allora se c'è scritto Policarpio, scusi, io sull'elenco ho trovato Policarpio, ricambi auto. Ma due rivenditori. Due rivenditori? Io mi faccio moto, sono alla piaggia, altre cose. Mio fratello lavora con questo Ho capito. Allora... deve fare 74. No, non lo voglio fare 74, ha capito? Deve essere lei, perché mi hanno detto è stato Policarpio. Policarpio che mi ha dato, appunto... Ma lei ce l'ha lo scontrino mio. No, sì, ce l'ho lo scontrino, e gli dico mi ha dato il ricambio per moto, invece io ho l'auto, capito? Lei mi ha dato il ricambio per moto, e invece io... sei sbagliato. Ma non può fare questi sbagli, che la mia macchina ha cominciato a fare brum brum brum, così, lei sembra una moto, sembra. Ma che cosa ha comprato da me? Ma ha comprato il ricambio. Ma che cosa? Avevo bisogno del ricambio. Allora, messo questo ricambio al tubo di scappamento lì, cioè praticamente... Tubo di scappamento di macchina? No, di macchina, ma me l'ha dato di moto, me l'ha dato. Di moto? Di moto me l'ha dato. Ma io non capisco. Ma scappamento di moto? Ma scappamento di moto. Aspettasse che c'è mia figlia qua, perché io non ne so niente. E qua la macchina ha cominciato ad andare su due ruote. Pronto? Ah, pronto, buongiorno. Buongiorno. Ma qui c'è stato un errore, no? Io ho una macchina, mi è stato dato un ricambio di moto. Mi scusi È il Policarpio che ha sbagliato, evidentemente. Mi scusi un attimino. Sì. Ma dove l'ha comprato lei? Perché noi siamo la piaggia. La piaggia, sì, la piaggia. Io ho comprato ho mandato una persona, dice vai lì e vai lì. Sì, ma quando è venuto? Allora, cioè il problema, non l'ho comprato alla piaggia, perché l'altro, Giuseppe, no? Giuseppe, esatto, che ha i ricambi di macchine, no? Sì, esatto. E non c'ha solo i ricambi di macchine, in mezzo ci sono mischiati anche i ricambi di moto. Chi ce l'ha messi se non Policarpio, che lui fa le moto, no? Allora quindi praticamente Policarpio fa le moto, Giuseppe
Giuseppe, fa le auto e c'è tutto un miscuglio mi hanno dato un ricambio di moto. Allora io l'ho messo, cioè è stato messo e poi praticamente la mia macchina sta andando su 2 ruote, non è possibile, Ma lei chi tutto è? stotto. Tutto stotto, capito? Va bene, sì. Ok. Ok cosa? Ok, che quello è mio cugino che vende il ricambio di moto. C'è un altro cugino. E quanti cugini siete? Ma lei che interessa? Se lei non si esprime non si spiega. Ma lei chi è? Ma io c'ho questo tubo di scappamento. A me non interessa. Che se non me lo cambiate, io glielo ficco nella... Ma che casino mi tocca fare, mi tocca inventarmi tutto. E beh, devo adeguarmi alle situazioni. Nello sticchio. Sticchio, si dice sticchio. Pronto? Pronto? Ah, un'altra ancora. Allora, qui non ci siamo capiti, Non ci siamo capiti. A chi cerca? Non ci siamo capiti. A chi cerca, scusi? A chi? E quella è la canzone che cantava Fausto Leali. Ma è pazzo esaurito. A chi? È pazzo esaurito, No, ha intenzione di scherzare. ascolta, se vuoi che te lo dica, minchia, hai capito? Minchia. Lei è uno stronzo per lei e tutta la sua famiglia fino alla 7ª generazione. Futura o passata? La prossima volta che mi chiamo i carabinieri. No, li chiamo io. No, io già li sto chiamando, arrivederla. No, io già li sto chiamando. Arrivederla. Carabinieri, polizia. Ha già chiamato. Divento poi napoletano. Cioè, mi scoppio tutto. Questi ricambi, qui ci vorrebbe un ricambio, ma sì, no, come dire, di tante cose, no? Cioè dice un ricambio, che bello, che bel nome a questa signora. No, a volte ci vorrei cambiare moglie, vorrei cambiare marito, un bel ricambio, no? Sì, a casa, sì. Signora, ci vorrebbe un ricambio, magari più giovane e più duro, vero? E te? Che c'è la moglie tutta una balla di peli, no? Pronto? Pronto, buongiorno, la signora Provvidenza? No, non sono io, è mia madre. Chi è lei? Sua madre è scusi? Provvidenza. Senta, siccome mi hanno detto di rivolgermi a lei perché io conto sempre nella divina provvidenza, in questo momento ho tanto bisogno di fica. È possibile che la provvidenza me ne procuri qualcuna? Che cercava? La signora Provvidenza, perché lei potrebbe insomma fare qualcosa per il mio bisogno smisurato bisogno di fica. Pronto? Ma come si permette? Ma è così che la Provvidenza agisce? Ma sai che Don Bosco, il santo, San Giovanni Bosco, diceva provvederà alla Provvidenza. Se la faccia dare da sua madre. Che cosa? Capito? Chiunque fosse le ha risposto così, e se invece non ero io, era qualcun altro, no, mia madre, sì, ripeto, ma guarda un po', ragazzi, ma come sono queste qui, l'ho richiamata per l'ultimo bercettino valido, vediamo un po' se, no, Provvidenza, provvedi? Non provvede. I tempi sono cambiati, non c'è più religione, non è più come una volta, quando la divina provvidenza, no davvero, è quello che dicevo prima, sì, San Giovanni Bosco, non c'avevano roba, avevano tutti questi ragazzi che aveva, sai, che poi ha fondato i Salesiani, cioè praticamente dice, non abbiamo nulla, cioè, ci manca questo, ci manca quest'altro. Provvederà la divina provvidenza. Un giorno stesso arrivava roba, qualcuno, esattamente quello di cui loro avevano bisogno. Ecco, questa è la provvidenza, mica questa stronzume qui, mamma mia, ma che lo so io. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete